del cibo come ti può aiutare? Noi siamo 13 aziende e sostanzialmente come associazione ce la teniamo tutti. Poi naturalmente siamo partiti ora e anche la comunità sta partendo ora, sta lavorando per portare avanti questo progetto e spero che poi a breve si abbiano anche risultati. Uno, promuovendo naturalmente il prodotto, riuscendo a far conoscere il prodotto e naturalmente creando una rete di distribuzione, come può essere le vendite online o come può essere la ristorazione, in cui la gente, uno, viene nel nostro territorio e sa che magari viene a mangiare la carne di razza Garfagnina, o comunque anche esportandola fuori dal territorio. Con la legge numero 194 del 1 dicembre 2015, che istituisce il Sistema Nazionale di Tutela e Valorizzazione dell'Agrobiodiversità, il Ministero delle Politiche Agricole ha promosso, tra l'altro, l'istituzione delle comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della agrobiodiversità a rischio di erosione genetica e di estinzione, e di sostenere le produzioni agricole ed alimentari da essa originatesi. In questi pochi anni sono 3 le comunità del cibo che sono riuscite ad organizzarsi ed avviare questo percorso virtuoso. Una in Basilicata, la comunità del cibo del Pollino e dell'Agro Negrese. In Toscana, con quella della Garfagnana, in provincia di Lucca, e la interregionale tosco-emiliana di Crinale, a cavallo tra le province di Massa Carrara e Parma. Quello che faremo quindi sarà un viaggio tra i territori di queste comunità, alla ricerca dei loro punti di forza e di debolezza, le motivazioni, le peculiarità e i desiderata, verificando l'impegno profuso dai singoli, dalle associazioni e dagli enti che assieme stanno intraprendendo questo affascinante ed innovativo percorso per la salvaguardia di una terra, di una storia e delle loro produzioni. Prodotti che a noi serve moltissimo come messaggeri proprio del territorio stesso, quindi rappresentanti fondamentali di questa nostra Basilicata, di questo territorio in particolare che è il Pollino. La comunità del cibo si interessa di questo come di altre diciamo così, importanti iniziative che valorizzano gli aspetti della tradizione, che sono fondamentali ai fini proprio della produzione di un nuovo modello anche di sviluppo. Abbiamo a che fare ovviamente con una iniziativa, un'associazione di puro volontariato che mette insieme attori principali tipo la Regione, l'Ente Parco del Pollino, l'azienda Alsia, il GAL del territorio stesso, una serie di aziende che producono, una serie di associazioni e istituzioni anche locali, tipo per esempio istituzioni scolastiche, istituzioni di consumatori, cioè associazioni di consumatori che promuovono il prodotto locale tipico del territorio. La comunità del cibo del Pollino è una grande realtà che nasce da una storia voluta fortemente dall'Alsia, al fine di poterlo tramandare attraverso una serie di azioni mirate che stiamo sempre più rafforzando nel territorio. Ma come può la comunità del cibo essere motore di sviluppo del territorio e delle sue eccellenze? La comunità del cibo comunica il valore dei prodotti locali e a noi coltivatori, produttori dà un valore, una spinta, una voglia di crederci, a rimettersi tanti giovani con le mani in terra a coltivare e a tirare fuori i sapori tradizionali della Garfagnana. Valentino Arleo, cosa stai facendo? Stiamo portando il grano carosella all'interno del nostro mulino. Qui siamo a Castronuovo di Sant'Andrea e nel nostro mulino maciniamo tra gli altri diverse varietà di grano antico, tra cui la carosella. Tra un po' iniziamo il ciclo di produzione di questa farina.
Quando il grano è pronto viene macinato, quindi questo grano si macinerà domani. Dopo un processo di 6 passaggi otteniamo la crusca e la farina a carosella, che è un prodotto PAT, prodotto agricolo tradizionale del Pollino, che fa parte tra l'altro del grande paniere della comunità del cibo. Ci troviamo all'Agdei, all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, nel territorio del comune di Corniglio, che è confinante con la Lunigiana, quindi con il territorio toscano. Da sempre i nostri territori contigui hanno sviluppato rapporti sia dal punto di vista sociale, culturale che economico e storico. Lo scopo della comunità del cibo è appunto quello di riscoprire antichi mestieri e antiche produzioni. Ecco perché stiamo portando avanti questo progetto che per quanto riguarda il nostro territorio vuole valorizzare, oltre al parmigiano reggiano e al prosciutto di Parma, che sono conosciuti a livello mondiale, anche delle produzioni proprio tipiche, come per esempio la riscoperta della pecora cornigliese, che è un'antica razza in via di estinzione, come per esempio la spongata, che è un dolce tipico proprio del cornigliese, che viene prodotto nei mesi invernali, con alla base prodotti importanti come il miele, che viene prodotto sempre sul territorio, noci e quant'altro. Crediamo che sia arrivato il momento di tornare a vivere il Crinale come luogo nel quale coloro che abitano queste terre, coloro che amano il patrimonio immateriale di questa terra, coloro che amano il patrimonio materiale di questa terra, possano unirsi in una sorta di rete ideale, che poi deve diventare anche una rete reale, per creare una sostenibilità a tutta l'area, a tutto il territorio. Comunità del cibo significa stare a tavola, in una convivialità, dentro una comunità. In un qualche modo tutte le aziende che si volessero riferire alla comunità del cibo dovrebbero pensare al proprio prodotto come protagonista di una tavola, di un pranzo, di una cena, in una famiglia, in una comunità, e quindi capace di produrre o partecipare a produrre una relazione di scambio, anche una relazione mutualistica. E quindi producendo gioia, producendo aiuto reciproco, producendo una storia di un racconto. Si è cibo se si è racconto. La comunità del cibo della Garfagnana e della biodiversità della Garfagnana è una comunità che mette insieme le diverse esigenze, che sono quelle dei consumatori, quelli dei produttori, quelli che hanno bisogno di avere un'alternativa al supermercato, che va benissimo, ma comunque un'alternativa, e soprattutto quelli che vogliono mangiare il proprio territorio nel vero senso della parola, e in questo la comunità del cibo è veramente fondamentale. L'aspetto principale della legge numero 194 del 1 dicembre 2015 è sicuramente la tutela della biodiversità agraria a partire dai produttori agricoli locali, gli allevatori e gli agricoltori custodi. Quindi non solo il recupero, conservazione e tutela delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione di interesse agrario e alimentare, ma anche la tutela della diversità della vita relativa ai sistemi agricoli. Noi abbiamo portato avanti l'iniziativa dell'ampliamento della rete di conservazione e sicurezza, istituendo il più folto numero di coltivatori custodi di tutta la Toscana. Poi abbiamo istituito la comunità del cibo attraverso un progetto nel 2017 finanziato da Terre Regionali con PSR, e dopo 3 anni di lavoro insieme al primo gruppo che si era costituito in modo informale, siamo riusciti ad ottenere la prima associazione della comunità del cibo e dell'agrobiodiversità della Garfagnana.
L'elemento, diciamo, di base è la tutela e la valorizzazione dell'agrobiodiversità locale, perché crediamo che le nostre aziende svolgano un lavoro molto importante sul nostro territorio e devono essere valorizzate per questa capacità anche di utilizzare nel modo migliore le funzioni ecosistemiche dell'ambiente. Abbiamo realizzato in quest'ultimo periodo prima di tutto un sito per far conoscere sempre di più l'attività dell'associazione della comunità del cibo e poi fatto una serie di progetti che in realtà sono stati portati avanti dall'associazione. Noi abbiamo soltanto assistito dove abbiamo potuto. Il nostro compito in questi anni è stato quello di censire tutte queste risorse genetiche presenti sul nostro territorio e l'abbiamo fatto non solo attraverso la rete degli agricoltori custodi, ma anche conservando questo materiale presso il nostro centro. Il materiale a nostra disposizione è tantissimo, perché parliamo di più di 1000 varietà differenti, più di 100-120 specie differenti. La comunità del cibo del Pollino Lagonegrese in Basilicata è la prima comunità del cibo in Italia. Quando proponemmo al Ministero di attivare questo istituto, questa sorta di metaluogo, furono sorpresi perché era la prima volta, era troppo presto. La comunità del cibo, quindi da 3 anni a questa parte, quasi 4 oramai, riesce a promuovere l'agrobiodiversità di questo immenso e straordinario comprensorio, proponendosi sempre con nuovi progetti, con nuove idee che intercettano finanziamenti pubblici, finanziamenti privati, ma che raggiungono soprattutto un unico grande obiettivo, quello di valorizzare l'agrobiodiversità di questo straordinario comprensorio lucano. Il percorso di costituzione della comunità del cibo passa attraverso una fase di comunicazione, di ascolto, di proposizione. È quello che abbiamo fatto con la comunità del cibo di Crinale, per volontà degli assessorati all'agricoltura della Regione Toscana e dell'Emilia Romagna. Il nostro grande obiettivo è ripopolare il Crinale e ridare occasioni di vita a questi monti. Qui abbiamo messo tanto volontariato, tanta passione, tanta voglia di contribuire.